Buongiorno, siamo all'interno del laboratorio della fabbrica d'arte di Monterosso e qui con noi c'è Adele, che è una dei soci, e ci racconterà un po' questo, ci farà entrare nel suo mondo. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è come è nata questa idea, chi siete e che cosa fate? Allora, la fabbrica d'arte è nata ormai 40 anni fa, nel 1982, da un'idea di mia mamma Milla e il suo amico Franz, dove poi si sono aggiunti mio papà e la moglie di Franz e l'ultima arrivata sono io. Lavoriamo quindi da 40 anni nelle Cinque Terre e abbiamo 2 negozi a Monterosso dove vendiamo diversi tipi di ceramiche, soprattutto di materiali che sono il grès, la porcellana e la terracotta. Bene, mi allaccia al discorso di poco fa, voi l'anno scorso avete festeggiato i 40 anni di attività e in questi 40 anni vi siete evoluti, vi siete sviluppati, però siete rimasti sempre sulla cresta dell'onda. Qual è il segreto? Raccontaci, insomma, come si fa? Allora, innanzitutto il nostro, punto forte è sempre stato fare sì quello che piaceva alle persone, quello che poteva essere, tra virgolette, di moda, ma sempre seguendo il nostro gusto personale. Quindi se una cosa non ci piaceva poteva essere anche alla moda, però doveva piacere prima a noi, quindi è proprio un piacere nostro personale, una produzione di cose che a noi piacciono proprio personalmente, e penso che questo sia stato un po' il nostro punto di forza, per cui siamo sempre stati apprezzati. Sicuramente abbiamo cercato poi un'evoluzione proprio come richiesto dai tempi nuovi, quindi un'evoluzione nei social, in un e-commerce che ormai è una cosa molto richiesta, soprattutto dal punto di vista della clientela che abbiamo alle Cinque Terre, che è prettamente una clientela estera. Sbirciando un po' sui vostri social ho visto appunto che siete molto attivi e sempre in continua evoluzione, come dicevamo prima. Quali sono i progetti? Qual è lo step ancora successivo che vi siete dati? Qual è l'obiettivo? Sì, allora abbiamo iniziato appunto la strada dei social per cercare di innovarci, farci conoscere anche a clienti che non vengono per forza nei nostri negozi a Monterosso, e soprattutto per trasmettere la nostra idea di puntare più su un prodotto di qualità piuttosto che una quantità, quindi è veramente una cosa che ci aiuta tanto poterla sviluppare attraverso il social. Il nostro obiettivo è di continuare a crescere e quindi sempre con il nostro e-commerce, con i social, e di farci conoscere insomma un po' di più e di riuscire a trasmettere a tutti la nostra idea, che è rimasta sempre puntata sull'artigianato, e non ci siamo quindi mai trasformati in industria, e è quello che vogliamo un po' far capire a tutti i nostri clienti. Andando nel dettaglio, quali sono le fasi della lavorazione che fate e quali sono i prodotti che vendete? Come dicevo, abbiamo 3 diversi tipi di materiali, ognuno dei quali ha una lavorazione diversa. Per tutti però rimane fondamentale il fatto che produciamo noi i nostri smalti, i colori, e utilizziamo soprattutto sia per la porcellana che per il grès una doppia cottura, la quale permette che i nostri prodotti possano essere anche lavati in lavastoviglie, che possano avere un utilizzo alimentare, e hanno una cottura infatti che va a un massimo di 1280 gradi, quindi bella alta. E decoriamo tutto noi a mano, anche la terra ad esempio del nostro grès è una terra che è un impasto di nostra produzione, quindi insomma diciamo che si può dire che è tutto fatto a mano e tutto fatto da noi. I nostri prodotti spaziano sia dal souvenir delle Cinque Terre, quindi dalla casetta, dalla calamita, dall'acciuga, però proprio anche da oggetti con utilizzo da tavola, da piatti, bicchieri, ciotoline, quindi insomma diciamo che riusciamo a coprire una vasta clientela e ne abbiamo per ogni esigenza. Notando i vostri oggetti ho visto che tendete molto a valorizzare anche il territorio. Noi siamo a Monterosso, appunto nelle Cinque Terre, ho visto che create per esempio una ricostruzione dei rosoni delle chiese. Quanto è importante per voi il territorio nel vostro lavoro?
Allora, diciamo che è un po' l'ispirazione principale del nostro lavoro, è un po' il nostro territorio, si può vedere appunto oltre che alle varie riproduzioni anche dai nostri colori che utilizziamo, ad esempio per la porcellana utilizziamo il verde che è un po' il verde dei nostri vigneti, questo ferro che è il colore un po' anche del terreno famoso delle Cinque Terre e poi il blu che è appunto del nostro mare, quindi cerchiamo sempre un po' di prendere spunto un po' dal mondo, ma di mantenere sempre fedele le nostre origini delle Cinque La nostra Terre. terra. Adesso lasciamo la parola a Matteo che ci illustrerà come è nata l'idea della nostra partnership. Bene, grazie mille. Allora, vi racconto com'è nata l'idea, perché quando io ho visto le loro creazioni per la prima volta a Monterosso mi sono innamorato innanzitutto dell'idea di creatività, ma soprattutto quello che ci piaceva era proprio l'idea di eccellenza nella creazione appunto di queste ceramiche e queste tipologie anche di sponsorizzazione del territorio, ma soprattutto quello che ci è piaciuto di loro era la filosofia, cioè il fatto che fosse un qualcosa non troppo commerciale, di nicchia e che comunque rappresentasse un po' le Cinque Terre, un po' l'idea di eccellenza che abbiamo anche noi nel nostro settore, e quindi abbiamo avuto il piacere di creare questa nostra partnership proprio perché l'idea di dare valore al territorio, valore anche di esperienza alle persone che verranno a trovarci e di portarci a casa un qualcosa che gli rimanga per sempre fondamentalmente. E soprattutto la cosa che mi aveva colpito di più era il fatto che ogni pezzo che vedete e che comprerete, che vi porterete a casa è un pezzo unico, perché non può venire uno uguale all'altro e quindi ognuno avrà la sua esclusiva di avere quel pezzo a casa sua oppure di ricordo metterlo all'interno della propria casa vacanze alle Cinque Terre. Per concludere salutiamo Alessandra e Adele e adesso vi lasciamo alle immagini dei negozi di Monterosso.